Buonasera e ben ritrovati con le informazioni di Telefriuli. In apertura alla cronaca con la tragedia avvenuta questa mattina a Santa Caterina, frazione di Pasan di Prato, nel cuore della notte. Un incendio divampato in una struttura che accoglie una decina di persone, in gran parte minori non accompagnati. Morto nel rogo un 17enne albanese, ferito gravemente un ghanese. Servizio. Intrappolati al secondo piano mentre le scale che portano all'uscita erano avvolte dalle fiamme. La tragedia a Santa Caterina, frazione di Pasian di Prato, si è consumata nel cuore della notte in questa palazzina abitata da una decina di persone, gran parte minori immigrati non accompagnati, ospiti della cooperativa sociale Aedis. Il bilancio è di una persona morta, un 17enne albanese, gravissimo, un ragazzo ghanese, anch'egli minorenne, trasportato in volo al centro Grandi Ustionati di Verona. Ferito anche un operatore della comunità, un adulto che ha riportato ustioni in varie parti del corpo. L'incendio è divampato intorno alle 2:30 della notte, probabilmente da un divano al piano terra. Quindi il rogo si sarebbe propagato sulle scale che danno nel sottotetto dove c'erano alcuni dei 10 ragazzi ospitati nella struttura. Il 17enne albanese, da circa un anno ospite della comunità, non è riuscito a trovare alcuna via di fuga, morendo tra le fiamme. C'è chi si sarebbe lanciato dalla finestra per salvarsi, come ha affermato all'ANSA Lucrezia Lisco, figlia del responsabile della struttura. Sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti alle prime ore dell'alba a domare le fiamme, a svolgere le indagini i carabinieri della compagnia di Udine, che hanno già raccolto la testimonianza di Lisco e stanno sentendo altre persone per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. La viabilità DAE verso Udine Campoformido in direzione Viale Venezia è stata interrotta. Sul posto la polizia locale per le deviazioni del traffico. Ci sono degli aggiornamenti in merito alle condizioni del ragazzo ghanese di cui parlavamo appunto nel corso del primo servizio. L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dove è ricoverato il ragazzo, precisa che il sedicenne è sedato e in rianimazione. Nell'incendio è riportato bruciature su viso, mani e arti inferiori. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei chirurghi plastici. C'erano ragazzi spaventati che si buttavano e correvano in strada. E questa è la tragica testimonianza di una vicina che ha assistito all'episodio. Sentiamola. Verso le 2 abbiamo cominciato a sentire ragazzi urlare e all'inizio, a dir la verità, pensavamo fossero ragazzi un po' ubriachi che stessero giocando. Quando ci siamo affacciate abbiamo visto le fiamme provenire dalla finestra e i ragazzi che urlavano e si buttavano in mezzo alla strada per fermare le macchine. I vigili del fuoco sono venuti abbastanza velocemente, abbiamo visto le 3 camionette arrivare i carabinieri, hanno cominciato a spegnere l'incendio. I ragazzi poverini erano dilaniati, correvano, erano quasi tutti svestiti con il freddo di stanotte. I vigili hanno cercato di entrare dentro perché li abbiamo visti provare a salire su, ma non era possibile perché le fiamme erano troppo alte e poi dopo un po' abbiamo cominciato a sentire anche i rumori che cercavano di abbattere il tetto probabilmente per entrare da su ed erano i ragazzi poverini, ci hanno fatto una pena perché urlavano, correvano per la strada, si vede che erano in pena, soprattutto un ragazzo che cercava di fare segno, probabilmente perché non parlava italiano, di fare segno di entrare dentro la casa perché probabilmente c'era il loro amico. Dalla finestra le fiamme erano troppo alte, uscivano fuori e lambivano anche il tetto, per cui era impossibile proprio che qualcuno potesse buttarsi da lì. Infatti abbiamo visto che anche i vigili, secondo noi, avevano difficoltà ad entrare perché abbiamo visto le luci delle torce, ma bloccarsi fino a un certo punto. Il sindaco di Pasan di Prato, Andrea Pozzo, esprime cordoglio per la tragedia ma punta il dito contro una struttura definita da lui stesso, lo sentirete in questa intervista, altamente critica con elementi di pericolosità che andrebbero valutati preventivamente. Sentiamolo. Qui non ci troviamo né di fronte ad una normale abitazione privata né di fronte ad un ostello nei confronti ovviamente dei quali devono esserci massime misure di sicurezza, ma ci troviamo di fronte ad una realtà con delle fortissime criticità. I minori non accompagnati ovviamente possono avere traumi psicologici, possono provenire da zone di guerra, possono avere quindi io non sono in grado di dire in questo momento quali siano state delle responsabilità, verranno evidentemente accertate. Dico che una tragedia così grave
bisogna quantomeno essere sicuri che sia stato fatto di tutto per evitarla, perché la condizione di pericolo preventivo era in sé, insito nell'ospitalità stessa di queste persone. Quindi adesso verranno fatti degli accertamenti e devo dire che non mi sarei aspettato, diciamo, un epilogo di questo genere, posto che sicuramente abbiamo avuto tante segnalazioni di diciamo però molto minori, cioè di ragazzi che in qualche maniera non restavano all'interno dell'abitazione. Quello che emerge è un quadro di difficoltà nella gestione di questi ragazzi, e poi l'epilogo è ovviamente quello che conosciamo. Ripeto, non è mia intenzione dare delle responsabilità, dire semplicemente però che strutture di questo genere devono avere un livello di attenzione veramente molto alto. Sono persone con livelli di criticità altissime e quindi l'intervento nei loro confronti deve essere quello nei confronti di minori che possono essere pericolosi per se stessi e per gli altri. C'è dolore e sconcerto per il tragico incendio nella comunità di Pasian di Prato e al tempo stesso attesa per capirne esattamente la dinamica e le responsabilità. A dirlo è l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, sottolineando che l'attenzione della regione è alta e che domani entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore dei minori. Già dopo il blitz di un mese fa delle forze dell'ordine nella struttura di Povoletto, gestita dalla stessa Edis, ha rilevato Roberti, abbiamo intensificato l'interlocuzione con le prefetture sul tema dell'adeguatezza dei centri per minori. Sul gravissimo fatto di Pasian di Prato, conclude Roberti, attendiamo ora il corso delle indagini per capire se è accaduto l'imponderabile o se viceversa l'incendio è riconducibile a inadempienze. Voltiamo pagina. Si è spento alle 9:34 di oggi, a 95 anni, nel monastero Mater Ecclesiae, il Papa Emerito Benedetto XVI. A darne notizia questa mattina il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Papa Benedetto XVI è stato il primo pontefice a dimettersi da 6 secoli, l'ultimo era stato Gregorio XII nel 1415. Una decisione senza precedenti che ha fatto sì che per la prima volta in 2000 anni di storia della Chiesa 2 papi si trovassero a coesistere in Vaticano. La sua visita in Friuli, vedete dalle immagini, risale al 7 maggio 2011 ad Aquileia. Nell'occasione Benedetto XVI inaugurò l'anno di preparazione al secondo convegno previsto per il 2012 a 19 anni di distanza dal primo delle 15 diocesi del nord-est. Allo stesso Papa fu poi donato dal distretto della Sedia la cattedra papale utilizzata il 2 marzo in piazza San Carlo a Torino in 2 occasioni, la messa per la solenne ostensione della sindone e l'incontro successivo con i giovani. Dalla mattina di lunedì il corpo del Papa Emerito Joseph Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. E a parlare di Papa Benedetto XVI è l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Fu lui ad accoglierlo quando era vescovo di Treviso nel soggiorno estivo di Lorenzago. 10 giorni a contatto con il pontefice e il ricordo, come lui dice, di un gigante non sempre compreso dal punto di vista umano, ma che ha lasciato sicuramente un segno indelebile nella storia. Sentiamolo. Mi viene da dire che da una parte lascia un vuoto, diciamo un grande vuoto, specialmente per quanto riguarda il suo magistero, che credo che sia stato un magistero degno dei grandi papi della storia. Quando abbiamo a che fare con un gigante ci vuole un po' di tempo, un po' di distanza per capire. Certamente è stato qualificato, io penso, da un magistero, cioè da una riflessione molto lucida, però anche benevola, nel rapporto tra fede cristiana e cultura contemporanea e anche, diciamo pure, tra dialogo tra fede cristiana e le altre religioni. In prima persona diciamo, ha subito gli attacchi che a volte ci sono stati anche sulla sua persona, immeritati io credo, e poi ha portato sulle sue spalle la sofferenza dello scandalo della pedofilia. Le dimissioni più che altro sono state un coraggiosissimo evento storico.
Lei ha anche un ricordo personale. Nel 2007 abbiamo fatto un invito a Papa Benedetto se voleva venire a fare un periodo di ferie a Lorenzago di Cadone. Ha accettato, tutto un gruppo di professionisti hanno lavorato, viene da dire giorno e notte, per arrivare in tempo, e lui ha avuto la delicatezza di offrire un'udienza particolare nel giardino della villetta a tutti loro. Lì è stato i giorni in cui ho avuto più occasioni di rapporto con lui, direi sul piano umano allora. Un'umanità delicatissima che forse a volte non è stata accolta da una specie di immaginario pubblico. Come diocesi, lunedì sera alle ore 19 in cattedrale io presiederò una Santa Messa di esequie proprio per Benedetto XVI, a cui sono invitati tutti. La sanità saranno riaperti dal 1 febbraio 2023 i punti di primo intervento di Cividale del Friuli e di Gemona. Ad aggiudicarsi la gestione sarà la cooperativa Archesis di Portogruaro a seguito dell'avviso presentato nei mesi scorsi dall'azienda sanitaria del Friuli Centrale. La durata dell'incarico di 36 mesi. A dare notizia il governatore della regione Fedriga e il vicegovernatore Riccardi. Affidiamo, dicono, la gestione dei punti di primo intervento a una realtà che vanta già numerose esperienze nel campo dell'emergenza e dell'urgenza. I punti di primo intervento saranno adeguati a gestire i bisogni assistenziali e terapeutici minori e a trattare in prima istanza le emergenze sanitarie fino al trasferimento del paziente, nel caso si renda necessario, al pronto soccorso del presidio ospedaliero di riferimento. E ora gli auguri e le prospettive del prossimo anno da parte del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Sentiamolo. Il 2023 sarà un anno positivo perché senz'altro le cose stanno migliorando, anche se una crisi economica strisciante ci preoccupa. Tuttavia le nostre industrie, le nostre attività commerciali, artigianali stanno dando delle risposte importanti. Io penso che tanti giovani hanno trovato in questi anni e anche nel 2023 posti di lavoro nuovi. Anche il Comune ha creato più di 100 posti di lavoro nell'ultimo anno, quindi partecipate ai concorsi anche pubblici perché è bello venire a lavorare anche nel Comune di Udine. Io faccio gli auguri a tutti i cittadini di un buon 2023, di impegno, di lavoro, di serenità e di risultati positivi perché dobbiamo continuare a crescere, siamo una città importante in questa regione e ricordo a tutti che siamo la capitale del Friuli e quindi dobbiamo tenere alto il nome di questa terra, la terra friulana. Ieri sera la Fiamma, simbolo di pace e dei valori sportivi della 16ª edizione Sport Invernali su neve e ghiaccio di EIOF 2023, ha raggiunto Tarvisio. Il presidente di EIOF 2023, Maurizio Dunofer, ha ricordato il ruolo importante di Tarvisio nell'ambito dell'evento. In questa località infatti si svolgeranno tutte le gare dello sci alpino con l'arrivo di centinaia di giovani atleti provenienti da 47 paesi. Il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini ha ricordato l'importanza di poter ospitare un evento così grande con la formula itinerante per la prima volta anche nella sua storia. L'obiettivo è continuare a investire sull'impiantistica per il futuro delle località turistiche e montane, sfruttando i grandi eventi sportivi. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolena ha quindi ricordato il forte legame tra sport, cultura e giovani. A IOF 2023, ricordiamo, parteciperanno 2.300 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, di cui 1.300 atleti che gareggeranno nelle 109 competizioni sportive in calendario dal 21 al 28 gennaio. E ora vi facciamo vedere alcune immagini curiose riguardanti il bagno di fine anno che si è svolto a Grado. Si è rinnovato così un tradizionale appuntamento con numerosi temerari che si sono dati appuntamento appunto per immergersi nel mare dopo 2 anni di limitazioni, agevolate anche delle temperature. In risalita di questo fine dicembre, l'8ª edizione del tuffo rigenerante è tornato a richiamare nella spiaggia vecchia di Grado un nutrito gruppo di 40 bagnanti, tra i quali anche la presenza di diversi turisti austriaci e tedeschi, soliti frequentare l'Isola del Sole durante il periodo natalizio.
Musica, comicità, scusate, magia e ballo saranno gli ingredienti di questa sera per 10-100.000, speciale Capodanno in onda su Telefriuli. In attesa dell'arrivo del nuovo anno, delle 22:30, le telecamere si accenderanno su uno spettacolo nato per portare un po' di spensieratezza e voglia di stare insieme. Qui vedete le immagini anche dello scorso anno. Presentati da Michele Cupitò, con la regia di Gian Domenico Ricci, si alterneranno sulla scena numerosi protagonisti. Appuntamento quindi questa sera alle 22:30 per 10-100.000, speciale Capodanno 2023, anche in streaming su www.telefriuli.it. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Da parte di tutta la redazione vi auguro buon fine 2022 e soprattutto buon inizio 2023. Grazie, arrivederci.